Ancora una volta Agrigento non smentisce le criticità legate ai servizi pubblici essenziali. Questa volta vi riferiamo il racconto documentato dalle immagini di alcuni malcapitati passeggeri che ieri si trovavano alla stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. In una fascia oraria di regolare circolazione dei treni si sono trovati ad attendere il convoglio in una struttura completamente deserta. Commissario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Dopo il segnale acustico che annunciava l'arrivo del treno, non era presente alcun custode o personale ferroviario, nessun servizio d'ordine, nessuna presenza visibile a garantire assistenza o sicurezza. Anche il sistema di videosorveglianza non risultava immediatamente individuabile, non si notavano le telecamere a meno che non siano state installate in modo non visibile agli utenti. A destare ulteriore preoccupazione lo stato dei servizi igienici, indicati in modo sommario, poco decorosi e soprattutto la scarsa illuminazione dell'area esterna e dei dintorni della stazione. L'intera zona è apparsa, quanti si sono rivolti a noi per sollecitare maggiore attenzione, quasi completamente al buio, una condizione che soprattutto nelle ore serali solleva interrogativi seri sulla sicurezza dei viaggiatori. In una stazione priva di personale, con un flusso seppur ridotto di passeggeri in attesa, l'assenza di una adeguata illuminazione rappresenta un rischio evidente in un contesto simile. Sarebbe quantomeno necessario garantire un sistema di luci efficiente ed una presenza minima di controllo. La situazione della stazione di Agrigento Bassa riaccende dunque il dibattito sulla gestione delle infrastrutture ferroviarie locali e sulla tutela dei cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. Una realtà che ancora una volta lascia spazio a interrogativi e richieste di intervento da parte delle istituzioni competenti. Vie più ci hanno raccontato, dopo aver atteso il treno, non si è neanche fermato. Giriamo la segnalazione dunque ai responsabili affinché possano dare soluzione alle molteplici criticità sollevate dai cittadini.